Si chiama Castellana for Power ed è un protocollo firmato dai comuni dell'area, capofila Castelfranco, gli altri sono Castello di Godego, Loria, Resana, Riese Pio X, Vedelago. Al loro fianco le associazioni di categoria e così alcune banche daranno un sostegno finanziario agevolato alle piccole e piccolissime imprese del territorio. L'unione fa la forza e questo è sempre, e credo che per un amministratore questo sia un momento di grande soddisfazione, perché pensare a quello che è il nostro tessuto economico e territoriale, cercare di dare risposte convincenti, sicure ma soprattutto immediate, credo che questa sia una soddisfazione. Chiaramente non saremo in grado di risolvere tutti i problemi e ne siamo coscienti, però è una goccia che veramente può aiutare in questo momento così difficile le nostre imprese e di conseguenza anche le famiglie che poi fanno parte di queste imprese, anche come operai, come lavoratori e come maestranze. Da Resana un appello, condiviso da tutti gli altri sindaci, perché si possa snellire la burocrazia, meno carte, più velocità nell'erogazione di finanziamenti, anche un giorno in meno può fare la differenza. Lo diciamo sempre, però ripetiamolo, chissà che a forza di dirlo riusciamo a fare qualcosa. Questo protocollo va già in questo senso, perché siamo stati veloci e abbiamo cercato di fare meno documenti possibili per cercare di aiutare le aziende. Il contributo complessivo sarà di 87.000 euro, ovvero €1 ad abitante per ogni singolo comune. I prestiti saranno a breve e medio termine con un protocollo ben dettagliato. L'auspicio è che i fondi vengano usati per investire in tecnologia e sostenibilità. L'importante è fare innovazione, approfittare quindi di questi fondi per fare un qualcosa che poi a lungo termine possa aiutare la propria azienda, non un semplice pagamento di bollette. Il protocollo scadrà il 31 dicembre del 2023.